Ciao, sì. Ciao, bello. Ciao. Ma va a fanculo. Dai, vai, vai. Grazie, sì. Uè, Oru, Ehi, opa, come stai? tutto a posto, tu come stai? Finalmente, abbiamo scontato la pena. In tuo carcere hai già saputo che mo a Napoli comandano animali, vero? Sì, è vero. È stato troppo 2 anni che ti hanno arrestato. Le famiglie di Forcella e quelle di Secondigliano non hanno fatto niente per salvare. Ma già sta accorto pure io. Ehi, Questa storia non mi piace, lo sapevo già. Maria come sta? Maria sta bene. T'ha rispettato e non t'ha disonorato. Oru, mi fanno piacere. Mo mi ha trovato un posto per me nascondere. Un posto sicuro. Non ti preoccupare, già fatto. Anzi, mo fa una cosa. Vatti a cagnare sti panni che tiene in culla. E ce ne andiamo subito a mangiare qualcosa al ristorante. Sì, andiamo ceniamo. Ormai ci siamo, eh? Tu prendi quello in macchina. Voi andate dentro e dite a Capuano di stare fuori in modo da prendere l'altro, vai. Sì, commissario. Non ti muovere, ragazzi, dentro. Oru, dimmi una cosa. Perché mi ha voluto incontrare da solo? Che motivo c'è? T'ha già portato un posto. T'ha già parlato. Vabbè, andiamoci. Perché volevo trovare il modo di conquistare la vostra stima. Quella persona che cercate sta a Bascia rotte i portici. Non parla, non sente e non vede. Quindi se volete venite a averla a pigliare quella cosa che volete portare in coppia ai quartieri. E io sapevo che prima o poi pure tu, Oru, mi avresti servito. Vabbè, mi hai dice dove me la devo venire a prendere. Al deposito di via Torre. Vabbè. A presto, Ru. State qua. Chi è un Renato? Tu. E ma tu? Chi è un Renato? Voi. Uno re ci sta a Napoli e si chiama Tonino Pazzo. Allora, perché non sapevo niente? Perché da oggi ci sta un nuovo re a Napoli, che vi manda i suoi omaggi e vi fa sapere che è a vostra disposizione. E chi è? Come si chiama? Il suo nome è segreto, si fa chiamare un re. Ah, bene, il re. Allora di al tuo re che non voglio vedere altro sangue nelle strade di Napoli. Niente più sangue, niente più casino, niente più regolamento di conti. E digli anche che voglio 250.000 euro entro fine mese. Devo dare la conta per un appartamento. State tranquillo, dottor, riferirò. Intanto il mio capo ha voluto portarvi un piccolo omaggio. Molto bene, ha un'altra cosa. Prima di mettere pace a Napoli, di al tuo capo che si deve occupare dell'ispettore Massimo Sella. Mi sta cominciando a rompere i coglioni. È tutto chiaro? Vabbè. Sentiamo buono, Ru. Che hai pensato di fare con l'ispettore? Tengo una buona idea. Ha innamorato la figlia. Faticava per Don Michele Auriem. Anche ci sei faticato a te, mo. Bene. Così gli diamo una bella lezione a chi lungiava cade Roma e capisce vero chi comanda a Napoli. Benissimo.